Com'è andata Animals? È andata benissimo. Pensate voi, 4 anni che esiste il polo fieristico, in questo fine settimana abbiamo fatto più visitatori di tutti i 4 anni. Sun Expo però non si ferma, perché già questo fine settimana c'è un nuovo appuntamento. Sì, ospitiamo ancora Motor Expo, che è una manifestazione che ci dà tante soddisfazioni, ecco. Per cui la fiera è dedicata ai motori, alle auto, alle bici, alle moto, ai ricambi, ma anche tutto quello che è il settore delle auto d'epoca. Diciamo che il visitatore può fare un po' di tutto, nel senso che può curiosare, può acquistare qualcosa, addirittura scambiare. Sicuramente Motor Expo attira moltissimi appassionati del settore appunto auto e motori, ma anche molti curiosi che vengono a cercare l'occasione o il pezzo mancante. Anche in questo caso, come per Animals, si tratta di una manifestazione che attira numerose persone anche dalle altre regioni, se non dall'est. Sì, questa è sempre stata una manifestazione che ha attirato sia espositori di tutta Italia e anche visitatori. Il mese di novembre è molto intenso per Bassano Expo, perché dopo i motori ci sarà ancora un'altra iniziativa. Sì, un mese molto intenso, novembre, siamo partiti con gli animali, quindi con Animals il primo weekend. Adesso proponiamo i motori Motor Expo e il weekend del 22 al 23 novembre tornano i gatti.